Spenti i riflettori sul funerale di Davide Rebellin, riecheggia la rabbia e il dolore espresso da più parti ieri per il modo in cui il grande campione di ciclismo è morto, in attesa dell'esito ufficiale dell'autopsia e dell'inizio del procedimento giudiziario. In molti hanno sottolineato la pericolosità delle strade italiane per i ciclisti. Secondo l'Istat, ogni anno muore più di una persona ogni 2 giorni, una media annua di 217 persone dal 2018 al 2021. In molti paesi europei vige la distanza minima di 1,5 metri per sorpassare una bicicletta. Gli altri stati l'hanno recepita subito come un'occasione di civiltà. In Italia sembra che il problema non esiste, però insomma 200 morti l'anno, non so se il problema non esiste. Insomma. La speranza che chi può agire perché le cose migliorino lo faccia, perché la Spagna insegna. In Spagna ci sono 23 morti all'anno, nel codice della strada va inserito il segnale di pericolo con il 1,5 metri di distanza e poi si comincia dai bambini a insegnare alle elementari, alle scuole. Rebellin mi ha fatto diventare la paura, so cosa vuol dire essere sulla strada con i camion che ti passa vicini. Ho un sistema, vado via come mi diceva il maestro nostro qua per Esavento, sulla striscia bianca una spanna, specchietto sempre, però... È da veramente diversi anni che si chiede una regola, questa strage di ciclisti, che non è solo un Davide che è morto o Michele Scarponi, ma ci sono un sacco di ragazzi, madri, figli, amici, insomma, quindi dove stiamo andando se usciamo di casa e non siamo tutelati, non siamo sicuri di vivere?